Guarda, io non credo che in questo momento serva la lotta fra bandi in questo paese. È necessario spiegargli come stanno le cose e spiegargli le evidenze scientifiche. Però è altrettanto vero che la partecipazione alla campagna vaccinale è importante per quello che dicevo prima. Le ospedalizzazioni veramente hanno la responsabilità di non curare altre patologie, per questo è importantissimo, perché ormai ne sto sentendo tutti i colori, ma no, ma il vaccino non serve, ormai andiamo in giro senza vaccino, senza tampone, senza mascherina, senza nulla. Se ci trovassimo in una situazione come l'altro anno, voi capite che sarebbe una situazione drammatica. Per quello dobbiamo cercare di anticipare senza chiudere nulla, e io sono molto favorevole a non chiudere nulla, e il Green Pass viene utilizzato per quelle situazioni più a rischio, per evitare i problemi di maggior rischio di contagio. Allora su questo dobbiamo fare una battaglia collettiva e faccio appello anche a tutte quelle persone per cui capisco il disagio. E dopodiché, se permettete, voglio smentire tutte le moltissime fake news che stanno girando in questo periodo. Io sono molto arrabbiato per chi manda da quelle più stravaganti, ti iniettano il microchip nel braccio, la monetina si attacca al braccio quando fai il vaccino. Sono cose pericolose quando si raccontano in mezzo a una pandemia. Ci sono tutti gli studi del mondo, tutti i medici del mondo che stanno lavorando, stanno vagliando, stanno controllando il vaccino. Fidiamoci di quelli. Niente lotta fra bande, io non voglio alimentare lotta fra bande, voglio spiegare con la verità dei fatti. Io non ho la verità in tasca, ma ascolto chi è in prima linea, chi sta testando e ha testato tutti i vaccini, chi sta testando e sta testando le cure. Anche quello, io penso che nei prossimi mesi avremo anche delle cure innovative, quindi non soltanto i vaccini ma anche delle cure innovative, ben venga. Stiamo ascoltando tutto il mondo economico e lavorativo, perché non possiamo permetterci di trovarci in una situazione drammatica nella quale sia necessario richiudere tutto, perché questo sarebbe inaccettabile, sarebbe qualcosa di moralmente inaccettabile per tutte quelle categorie economiche e lavorative che già hanno pagato drammaticamente la crisi pandemica. Per quello agire in questo modo sono misure di mitigazione che non vanno a chiudere nulla, però, e noi non possiamo più permetterci di chiudere. Ad esempio, una cosa che non condivido, lo dico del governo, è stata di nuovo aver voluto aprire le discoteche con Green Pass, perché l'alternativa è che si facciano le medesime attività delle discoteche in altro posto, senza Green Pass, senza niente, senza regole. Allora perché non farlo nelle discoteche, che sono una di quelle attività che sono state massacrate?